Sei un forfettario professionista? Finalmente per il 2025 ci sono buone novità per te. Fino al 2024 cosa succedeva? Se un professionista forfettario pagava delle spese anticipate in nome per conto del cliente, quindi cosa andava a fare? Andava a sostenere queste spese che venivano riaddebitate nella fattura e questo forfettario si trovava costretto a pagare le tasse anche su queste spese sostenute a nome per conto del cliente. Per fortuna e finalmente a partire dal 1° gennaio 2025 questa cosa non succederà più. Quindi è stato confermato con la legge di bilancio che tutte quelle spese sostenute dall'esercente arte e professioni saranno neutre, quindi tutte queste spese che verranno riaddebitate giustamente al cliente perché vengono sostenute in nome per conto del cliente non andranno a far parte degli onorari e quindi non andranno attassate, pertanto saranno neutre.